Guardava video dove si insegnava a costruire armi, siti di imam radicali che inneggiavano alla jihad e siti di chiara propaganda anti-occidentale. Da almeno 3 anni Araf Rimi, 19enne tunisino, era sorvegliato dalla Digos di Padova. Senza fissa dimora, bazzicava in città frequentando spacciatori e pregiudicati. Una persona spesso violenta con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e droga. Il profilo classico di quello che viene definito un lupo solitario. Il giovane nelle scorse ore è stato espulso dall'Italia dopo molteplici tentativi falliti. Finalmente le pratiche di riconoscimento avviate in collaborazione con la Tunisia sono terminate e lo straniero è stato rimpatriato per motivi di sicurezza nazionale. Purtroppo non sempre l'identificazione di un cittadino straniero risulta essere facile. Vale molto la collaborazione dello Stato di appartenenza. Se c'è una buona collaborazione, come in questo momento con le autorità tunisine, l'identificazione dei soggetti avviene anche in maniera spedita, però non è molto facile, è molto semplice, perché loro spesso non dicono quelle che sono le vere generalità, ma soprattutto l'appartenenza ad uno Stato. Il tunisino in passato era stato portato ai centri di permanenza di Roma e Gorizia, ma poi aveva sempre fatto ritorno a Padova, dove trovava alloggio a casa di connazionali. Le sue frequentazioni, soprattutto con soggetti legati alla criminalità comune, quindi soggetti legati allo spaccio, reati contro il patrimonio, e poi non disdegnava anche di visitare certi siti, motivo per cui è stato attenzionato dalla Digos. Anche questa volta, fino alla fine, ha tentato di evitare il rimpatrio. Sull'aereo che lo riportava in Tunisia ha tentato di mettere in atto gesti di autolesionismo e di fingere disturbi mentali, ma alla fine è stato trasferito definitivamente in patria.